Alessio Lattuca, si parla tanto di autonomia differenziata, la raccolta delle firme, però ricordiamo che in tempi non sospetti, qualche mese fa, lei scrisse una lettera proprio alla Schlein in un momento che non si parlava affatto di autonomia differenziata. Sì, è così. Diciamo che sia nel mese di novembre, dicembre e poi a gennaio ho scritto alla Schlein, ma non solo a lei, ho scritto anche agli altri segretari di partito, invitandoli ad occuparsi di una questione così importante di cui poco si parlava. La Schlein, devo dire, che è stata molto proattiva e tempestiva, perché subito dopo ha rilasciato una bellissima intervista a Repubblica in cui richiamava le questioni che io avevo sottoposto alla sua attenzione. Quindi da lì è partita poi, diciamo, insieme una vicenda che poi ora sta vedendo tutta Italia interessata finalmente su una questione così importante, perché non si tratta soltanto dell'autonomia differenziata che creerà un disvalore nel paese, come già è accaduto dal 2000, da oltre 20 anni dalla riforma del titolo quinto, ma soprattutto perché alla data della riforma del titolo quinto è stato bloccato il trasferimento finanziario al sud con la cosiddetta spesa storica. Questa operazione l'ha voluto sempre il solito attore principale di questa vicenda, quello che fa le porcate, insomma, il leghista Calderoli. La spesa storica dall'epoca della riforma del titolo quinto ad oggi sono passati oltre 20 anni e sono venuti meno circa 70 miliardi l'anno di soldi dovuti al mezzogiorno del paese. Oltre 70 miliardi, che se moltiplichiamo per 20 sono 1.400 miliardi che lo Stato centrale dovrebbe riconoscere al mezzogiorno del paese, oltre a tante altre questioni di cui potremmo discutere, come la spesa per la formazione dei giovani che vanno via all'estero o al nord Italia. Questa è una realtà drammatica di cui poco si parla e che dovrebbe essere, diciamo, al centro del dibattito, perché se noi vogliamo fare una misura col PNRR di cui si parla tanto e sono soltanto 200 miliardi, immaginarsi cosa significa 1.400 miliardi dovuti per legge, perché è stata bloccata la spesa storica non perché si è detto non riduciamo le somme da versare, perché a quella data hanno preferito, piuttosto perché bisognava attivare i cosiddetti LEP, quelli che poi non sono stati attivati neanche per la sanità, e allora hanno bloccato dicendo intanto blocchiamo la spesa storica a questa data e non si può andare sotto questa cifra, ma bisognava andare oltre quella cifra e non l'hanno fatto mai. Ma diciamo ci sono responsabilità diffuse, perché di destra, di sinistra, di centro, a tutte le forze politiche, nessuna delle forze politiche ha fatto nulla per modificare un percorso così vergognosamente drammatico.